La Crusca naturalmente è molto sensibile alle esigenze dell'italiano di oggi, quindi alle possibilità che l'italiano può avere guardando anche in una prospettiva futura. Io penso che l'italiano, ogni lingua ha degli aspetti che possono naturalmente recepire il cambiamento, i tempi nuovi, perché solo le lingue morte restano uguali a se stesse. Quindi è chiaro che una certa apertura alla neologia, anche al contatto internazionale, non può non esserci, però bisogna avere una piena consapevolezza della forte tradizione che ha avuto la letteratura e in generale appunto la lingua scritta nell'italiano e non buttarla via, cioè è importante costruire sulle solide basi che l'italiano ha. L'italiano attraverso secoli è stata una lingua di prestigio internazionale con settori di eccellenza, tuttora appunto viene studiata per chi vuole studiare l'arte, la musica e altri aspetti della cultura italiana, e beh, questi non deve rinnegarli perché è un patrimonio che sarebbe davvero difficile, a cui sarebbe davvero difficile rinunciare.